Ben trovati amici all'ascolto e in visione sulle frequenze di Veneto 1, su Caffè TV 24 e su tutte le TV di informazione locale collegate a questa nostra iniziativa di fornire la terza pagina, cioè la pagina della cultura, del Zeviro che una volta trovavamo appunto in terza pagina nei quotidiani. Ebbene, anche noi, emittenti locali, emittenti radio-televisive, ci stiamo dedicando a dare sostegno a chi in questo periodo di lockdown, di, tra virgolette, domiciliari, non può andare a teatro, non può andare all'auditorium o non può andare alla chiesa. Ma prima di portarvi al succo della serata, il concerto, diamo spazio, come di consuetudine oramai, a una delle tante emittenti che ci danno spazio, le vostre emittenti locali, le realtà che vi informano su quello che succede nel territorio. Realtà da qualche anno messe in difficoltà. Prima hanno tolto i contributi dal Dipartimento Editoria, era il 50% dei costi telefonici, era il 50% dei costi elettrici, molti posti di lavoro, perché cospicui questi contributi e davano lavoro a parecchie persone. Oggi sono in discussione perché con l'introduzione del 5G, con i problemi di interferenze transfrontaliere, sono tutte scuse buone perché ai vostri editori locali vengano tolti i canali e siano costretti ad andare per la ripetizione presso due grossi gruppi, il gruppo Mediaset e la Rai, giustamente. Però non c'è posto per tutti e le tariffe non saranno certo vantaggiose, calmierate. Rimane il fatto che il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione deve trovare spazio, come per le imprese che operano nell'ambito nazionale, anche alle imprese che operano in ambito locale, perché l'emittente locale è il rapporto con il territorio. Un esempio di queste emittenti è certamente Entella TV. La linea a Marco Pinat, l'editore, che ci descrive questa magnifica realtà. Grazie. Entella TV! Buonasera. Entella TV è una delle tante piccole realtà locali in Italia, una caratteristica solo italiana, tante piccole emittenti che coprono i nostri vasti territori. È nata nell'86, 1 febbraio abbiamo compiuto 35 anni di attività. Siamo visibili nella provincia di Genova e nella provincia di Parma. Puntiamo il nostro palinsesto al locale, non abbiamo mai comprato programmi, mandiamo pochissime televendite, preferiamo mandare una replica in più, ma sempre l'attenzione al locale, alla produzione locale. Quindi 4 edizioni del telegiornale, sport, tradizioni, cultura, la lingua genovese. Abbiamo sempre una rubrica di mezz'ora ogni settimana dedicata alla nostra lingua. Da 2 anni abbiamo un'app, quindi ci possono seguire in streaming, quindi non solamente in Liguria ma in tutto il mondo si può vedere Entella TV. La TV l'ha fondata mio papà nell'86 e dal 94, dopo la sua scomparsa, dedico parecchie ore della giornata, 7 giorni su 7, per mantenere un palinsesto sempre attento, vigile al territorio. Io faccio il tecnico, sto sempre dietro alla telecamera o sui ripetitori a mettere a posto i vari segnali, che era l'attività di mio papà. Quindi scusatemi le imprecisioni, ma la sincerità e l'amore per questo lavoro, come sicuramente tantissime altre televisioni in Italia a conduzione familiare hanno,
cosa che purtroppo è una caratteristica che non fa punteggio e il Ministero purtroppo non ne tiene conto. Entella TV! Il nostro grazie a Marco Pinat, editore di Entella TV, una bella realtà che si preoccupa di informare il territorio della Liguria di Levante e parte della Emilia. E passiamo al concerto di oggi, qualcosa di magnifico. Partiremo con la Didione abbandonata da un libretto del Metastasio, musicata da Giuseppe Tartini. È un concerto particolare perché vuole celebrare i 250 anni dalla morte di Tartini, un grande violinista, colui che fondò nel Settecento la Scuola delle Nazioni, una scuola internazionale nel Settecento, possibile soltanto a Venezia. La Didione abbandonata del grande Giuseppe Tartini sarà interpretata da Mattia Tonon, che l'ha trascritta e pubblicata per Pizzicato Verlag Helvetia. Dopodiché ancora di Giuseppe Tartini la Sinfoniera Maggiore 551, solista Luca Mares. Come ben saprete, sono i 250 anni dalla morte di Giuseppe Tartini, ma erano anche nel 2020, per la verità, i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. Ebbene, in periodo di coronavirus sono riusciti i nostri maestri a portare la Sesta Sinfonia di Beethoven, la Pastorale, opera 68, il capolavoro forse più vicino a Antonio Vivaldi, sono riusciti a portarla in esecuzione per soli archi. Praticamente hanno utilizzato una trascrizione per 6 elementi e l'hanno portata per orchestra di soli archi. Questo grazie al lavoro del maestro Carlo Lazzari, del maestro Luca Mares, sotto la direzione del direttore Giorgio Sini. Buon concerto, ne varrà davvero la pena. La Didione abbandonata è un libretto composto dal Metastasio, musicato per violino da Giuseppe Tartini. Di recente è stata trascritta per violino e orchestra da Mattia Tonon, il violino solista che la interpreterà in questa occasione, ed è stata anche pubblicata da Pizzicato Verlag Helvetia, casa editrice svizzera per la quale il maestro Tonon ha già scritto altri libri, tra i quali le sonate tartiniane. Pietro Metastasio è lo pseudonimo di Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, poeta, librettista, drammaturgo e presbitero italiano, considerato il riformatore del melodramma italiano. Il testo originale del Metastasio recita così. Il primo movimento, dal carattere mesto, accompagna le parole «Eccomi sola, tradita e abbandonata, senza Enea, senza amici e senza regno». Il secondo movimento invece è focoso, con rabbia e Didione. «Precipiti Cartago, arda la reggia, e sia il cenere di lei la mia tomba». Un movimento di collegamento inedito non presente nelle edizioni pubblicate da Ricordi e Scott. Queste invece le parole che accompagnano l'ultimo movimento, dal carattere sereno e rassegnato. «E del libere stelle al Fausto balenar, tutti i regni del mar tornino in calma».
Secondo brano, sempre del maestro Giuseppe Tartini, nato a Pirano in Istria. A quei tempi la cittadina apparteneva alla Repubblica Serenissima di Venezia. Maestro e violinista immenso, fondatore della Scuola Internazionale di Musica. Uno dei suoi allievi fu niente poco di meno che Niccolò Paganini. Primo studio deve essere l'appoggio dell'arco sulla corda siffattamente leggero che il primo principio della voce si cava sia come un fiato e non come una percossa sulla corda. Questo uno dei suoi insegnamenti. Del maestro Giuseppe Tartini la celebre Sinfonia in Re maggiore 551 con violino solista Luca Mares.
La seconda parte sarà dedicata ad un altro 250 anniversario, quello dalla nascita di Ludwig van Beethoven, che da giovane, questo è noto a pochi, ma è emerso da diverse testimonianze epistolari, dagli archivi, si formò alla scuola di un altro grande musicista veneto, anzi trevigiano, Andrea Lucchesi di Motta di Livenza. Beethoven suonò per 4 anni la viola nell'orchestra nella quale Andrea Lucchesi era il Kapellmeister. Di Ludwig van Beethoven ascolteremo la Sinfonia numero 6, opera 68, detta la Pastorale. Per i problemi posti dal Covid-19, l'opera verrà eseguita per soli archi, una trascrizione tratta da un'altra trascrizione, quella per sestetto del 1800, ulteriormente arrangiata grazie alla collaborazione del maestro Carlo Lazzari, del maestro Luca Mares e con la partecipazione di tutti i musicisti magistralmente diretti dal maestro Giorgio Sini. Buon ascolto.
In bis facciamo un concerto per violino e archi di Tartini, visto che poi 250 anni dalla morte, e grazie. L'adagio dal concerto di 96. Luca Maris.
Come avete visto, eravamo in periodo post-lockdown del marzo 2020, era possibile accedere alla chiesa, gli spazi erano gli stessi contenuti utilizzati per il culto, quindi tutto è stato eseguito a regola d'arte, le distanze tra musicisti lo stesso. Un grazie va all'arciprete Don Carlo Maccari che ci ha messo a disposizione questo autentico monumento dell'acustica, oltre che luogo di culto ovviamente, perché una chiesa rimane sempre una chiesa, però ha una caratteristica particolare, l'acustica è perfetta, proprio quella di un auditorium. Ne siamo grati anche al pubblico intervenuto, poco, da una capienza di quasi 1000 persone, hanno avuto modo di assistere al concerto solo 170 spettatori, questo appunto per garantire le distanze. Penso ci siamo divertiti, grazie anche a Marco Pinat e a Intella TV per il loro contributo iniziale. Direi che è tutto, grazie e al prossimo appuntamento.